Grazie di essere qua. È una mostra un po' anomala per chi mi segue ultimamente, perché ci sono solo vetri, a parte 3 quadri che sono degli intermezzi, e poi la signora Eleonora spiegherà il motivo di questi intermezzi. È una mostra un po' particolare perché sono le mie origini, praticamente, a parte la pittura quella classica che avevo fatto un po' di tempo fa. Sono 17 anni che dipingo su vetro e ho dipinto sempre la campagna veneta. Tutto quello che vedete è praticamente la mia storia. Questa è una piccola premessa che volevo fare prima della presentazione. Lascio la parola alla signora Eleonora, in caso poi chiacchiero un altro po', io non è il caso. Lascio a lei che mi presenta. Che ha obbligato, praticamente anche questo. Mi ha obbligato e mi ha detto facciamo tutto a braccio così, perché per lui è tutto facile, pensa che tutti quanti conoscano il suo percorso, anche se abitiamo abbastanza vicini, sì, sono un po' ci vediamo qualche volta, ma gli dice dobbiamo fare, e allora facciamo. Allora siamo qui ad ammirare questa mostra di pittura Orizzonti di vetro, perché veramente avete già sentito da Gino, espone solo quadri eseguiti su vetro, però è una piccola parte della produzione di Gino, veramente piccola, perché la sua produzione artistica è molto più importante. Chi l'ha seguito in altre mostre ha potuto rendersi conto di questo, perché spazia attraverso svariate tecniche che hanno tutte però origine da questo settore, che è quello del vetro, dove lui interpreta con tecnica magistrale, frutto di ampie conoscenze storico-artistiche, ma ancora più figlia di un'attenta e precisa e continua osservazione, la campagna veneta che lo circonda, e più propriamente quella del suo paese. E allora chi è di Paviola sa quali sono i punti dove Gino prende ispirazione, delle rive che costeggiano la sua abitazione, degli uccelli, degli stagni, dei campi, del lungo brenta, di quella natura semplice e materna che è capace di trasmettergli quelle forti emozioni che lui con tecnica raffinata e certosina trasferisce sul vetro. Direte perché sul vetro? E vi do una mia risposta, dopo lui vi continuerà il discorso che avevo cominciato. Io penso che il vetro sia il mezzo che permette a Gino di andare oltre, di vedere ciò che sta al di fuori della sua stanza, della sua vita, della sua immaginazione, della sua poesia di bambino vista con la maturità del pittore. Il vetro dà un'immagine che muta col mutare dell'atmosfera, col mutare del punto di osservazione, col mutare delle emozioni e dei suoi incanti, che vi assicuro sono veramente forti i suoi incanti. Il pennello, a volte minutissimo, a volte più consistente, guidato da mano esperta, ci trasmette immagini dolci, serene, pacate. Vedi il mattino, per esempio, la primavera, l'estate, forti e mozzafiato come dei suoi tramonti. Qualcuno ha detto prima, è se o un inferno? Non è un inferno, è un tramonto. Bisogna farlo, le premesse bisogna dirle. Osservando questa pittura su vetro, veri gioielli d'arte, notiamo che la luce tenue dell'atmosfera riempie gradatamente lo spazio attraverso velature leggere e trasparenti, diligentemente studiate, fino a trasformarsi in immagini quasi impalpabili. Ma l'artista non è solo questo. Con eleganza e forza evade da queste atmosfere per renderle più forti e violente, più scintillanti, prive di freni. Vedete il quadro che c'è sulle scale. E in questo riesce magistralmente, trasportandoci nel mondo del materico, del quasi informale, giocando volentieri con pennelli e colori. Ma non è gioco, perché tutto è studiato e calibrato, frutto di abile maestria e di ampia conoscenza tecnico-pittorica, che gli permette di spaziare tra i vari periodi artistici, dei vari vedutisti veneti, dai vari vedutisti veneti agli impressionisti, dalla pittura metafisica al surrealismo. Ma torniamo ai nostri quadri, dove il pittore con mano agile e massima sensibilità di osservazione ci trasmette con vasta gamma cromatica gli attimi sfuggenti dei tramonti mozzafiato,
dove lui per primo ne rimane estasiato e li traduce su vetro per renderci partecipi di questi magici incontri con la natura. Ogni paesaggio è privo di contaminazione, tutto viene descritto in punta di pennello, usando il massimo rispetto per gli alberi, i fiori, il cielo, il vento che trasporta le nubi delicate e candide come ali d'angelo. Questo qua.